Una buonasera dalla palestra Gozzano, dove tra poco alle ore 19 esattamente si affronteranno l'Italian Coffee Petrarca e il Lynx Latina per questo esordio in campionato stagionale, non in gara ufficiale, perché comunque anche il Petrarca mercoledì ha liquidato con un netto 8-1 il Città di Mestre in Coppa della Divisione. Abbiamo il piacere di avere per il commento tecnico Luca Mastro Giovanni, responsabile del settore giovanile dell'Italian Coffee Petrarca. Benvenuto Luca. Buonasera a tutti, benvenuti. Diamo una rapida lettura alle formazioni. Partiamo dagli ospiti del Lynx Latina con il numero 1 Casassa, con il numero 9 Juan Carlos, con il 10 Alemao, l'11 Caio, 12 Menichella, 13 Tiago Bissoni, 17 Palmegiani, 18 Pilloni, 20 Lo Cicero, 21 Pedro Geles, 22 Sportoletti, 28 Johnny, 30 Anas, il numero 35 Masoni, allenatore dei laziali il signor Piero Basile. E passiamo adesso alla formazione dell'Italian Coffee Petrarca, mentre entrano in campo le due formazioni per i padroni di casa, con il numero 2 Tido, con il 3 Cividini, con il 4 il capitano Dudu Costa, il 5 Bargellini, 6 il professore Marcus Del Pizzo, 7 George Alba, 9 Fabrizio Urio, 8 De André Garcia, con il 10 Rehan Mustafov, con l'11 Disarò, con il 12 Vitale, con il 18 Paolo Lobuglio, con il 19 Diego Moretti e con il 21 José Rever Cortés. Luca, che partita ti aspetti questa sera? Sicuramente l'Italian Coffee Petrarca può essere la sorpresa di questo torneo, il Latina di contro parte con grandi ambizioni. Sì, in effetti sì, il Petrarca ha costruito una rosa interessante perché non ha puntato solo su giocatori di esperienza, ma anche su giocatori magari un po' più giovani che non hanno grande esperienza in questa categoria, ma come ci ha dimostrato già il lavoro fatto dalla società l'anno scorso era partita con dei giocatori che sulla carta non si sapeva bene fin dove potessero arrivare e alla fine diciamo che hanno sorpreso tutti con una vittoria netta del campionato. Latina invece ha dichiaratamente annunciato che ambisce a fare un campionato di vertice, per cui siamo pronti per goderci lo spettacolo. Ecco, ricordiamo che arbitrano l'incontro la signora Perona di Biella, Falcone della sezione di Foggia, al crono ci sarà Suelotto di Bassano. Allora i saluti delle due squadre alle panchine avversarie, adesso siamo davvero pronti per questo esordio, foto di rito per entrambe le squadre in campo. Nel frattempo si compattano i giocatori del Latina, ricordiamo prontissimi per questo esordio, hanno dichiarato che il sogno per quest'anno è lo scudetto, vediamo se sarà così. Ieri intanto diciamo che l'acqua e sapone, mezzo passo falso ad Arzignano, mentre l'Ital Service ha rispettato i pronostici a Genova. Però sì, i primi anticipi di ieri hanno dimostrato già un discreto equilibrio, l'unica che ha rotto un po' gli equilibri è stata l'acqua e sapone, è stato il Pesaro. L'acqua e sapone invece è andata a pareggiare Arzignano, per cui anche quello è stato un risultato un po' a sorpresa, diciamo, però mette in campo già un equilibrio importante, un equilibrio che quest'anno potrebbe essere sicuramente una delle cose più interessanti del campionato, perché se c'è più equilibrio rispetto a quello che c'è stato negli ultimi anni, quello che ci guadagna di più è lo spettacolo. E allora andiamo con la lettura dei quintetti anche in campo per il Latina, con il numero 1 Casassa, con il 3 Alemao, con il 10 Alemao, con l'11 Caio, con il 13 Bissoni e con il numero 30 Anas, mentre per l'Italian Coffee esordio fin dal primo minuto per Diego Moretti. Poi giocano George Alba, Rever Cortés, Dudu Costa e il prof Marcus Del Pizzo. Adesso calcio d'inizio con il Petrarca subito in avanti. Del Pizzo prova la puntata mancina, pallone che termina alla destra di Casassa per il primo brivido sulla schiena degli ospiti. Marcus Del Pizzo
Sì, grande intensità subito da parte di tutte e due le squadre, con un Italian Coffee molto propositivo. Adesso l'errore in fase difensiva del Latina, e allora Del Pizzo, come un rapace, ne approfitta immediatamente con la puntata, fa secco Casassa. Stavamo dicendo che l'Italian Coffee era partito totalmente in avanti e abbiamo subito il gol. Esatto, sì, no, proprio era partito già con quell'atteggiamento lì, e Marcus aveva già avuto subito una buona occasione e subito dopo ha replicato con un errore, diciamo, abbastanza banale della difesa della Latina. Allora, dopo neanche 40 secondi sul cronometro, l'Italian Coffee è subito avanti. Inizio spumeggiante per la formazione di mister Luca Giampaolo, al terzo anno alla guida dei Petrarchini, dopo aver vinto consecutivamente i campionati di Serie B di A2 e anche una Coppa Italia in Serie B. Molto buono il precampionato dei padovani, che hanno già esordito in Coppa della Divisione, come detto, a Mestre, netto 8-1, e adesso esordio in campionato subito. Si parte alla grande con il gol di Marcus Del Pizzo. Sicuramente adesso il Latina è chiamato alla reazione. Il destro di Caio Giappa e il pallone sparacchiato completamente dall'altra parte, dalle parti di Mirko Casassa. Sì, ha rilanciato Marcus, ma per permettere alla squadra subito di alzare il baricentro e per evitare di rimanere chiusi nella loro metà campo. Adesso il destro, la deviazione sotto porta del numero 13, ha segnato Tiago Bissoni, il pareggio immediato del Lynx Latina. Sì, un tocco morbido, non si è capito fino a che punto c'era l'intenzionalità di deviare il pallone in quel modo. Se l'ha fatto con quell'intenzionalità è stato veramente un gran gol. Ecco, anche in questo caso lasciato libero di tirare, mi è sembrato Alemao. Il suo destro era più un tiro cross che un tentativo a rete, ci ha messo il piede Bissoni, è stato bravo. Sì, è stato bravo anche perché ha toccato sotto il pallone e ha beffato così Moretti. E allora è tutto in equilibrio, sono passati solo 1 minuto e 30 secondi, adesso sono 40, con l'Italian Coffee che prova a riproporsi in avanti con il consueto giro palla. Dudu Costa cerca Rever Cortés, non lo trova, allora la ripartenza del numero 30 ospite, ovvero Anas, che resta a terra. Adesso sportivamente Dudu mette palla in fallo laterale. Sì, Dudu si è accorto subito del giocatore per terra, per cui col fair play che lo contraddistingue ha buttato subito il pallone fuori. Si rialza. Hanno reclamato un fallo che però sinceramente era uno spalla a spalla abbastanza energico, ma niente di più di quello. Adesso Alemao molto sportivamente restituisce il pallone a Diego Moretti, che può ripartire dal suo capitano Dudu Costa, allarga per Del Pizzo. Alba si fa vedere lungo l'out di sinistra, prova con le finte ad ubriacare l'avversario. Del Pizzo, Alba, Costa, largo per Rever Cortés, il pallone però ha oltrepassato la linea laterale. Entra nel frattempo Fabrizio Urio, ex proprio della gara, lui con il Lynx Latina ha giocato svariate stagioni, al tempo era ax della Latina. Adesso Bissoni prova il tiro cross ancora con il mancino, anticipato in maniera decisiva Anas proprio da Fabrizio Urio. Si ripartirà con un calcio d'angolo per i laziali. Sì, buona chiusura in diagonale di Urio, però troppo spazio per calciare. Adesso Giappa prova il destro, è un destraccio, tentativo velleitario più che altro per non rischiare una ripartenza. Addirittura pallone che termina in fallo laterale. Urio chiama lo schema, si riparte invece da Diego Moretti, si fa vedere centralmente De, è entrato anche lui. Cividini, Urio, De, ancora Fabrizio Urio, largo, prova a cercare ancora Jean Cividini. Dudu Costa dietro di lui, servito in questo momento il capitano, poi De tiene il pallone in campo,
giro palla per i padroni di casa, Sì. però molto aggressivo Sì. il Lynx Latina e costringe all'errore Sì. la squadra di casa. Sì, con tutto questo giro palla qui si sono persi un attimo perché non potevano passare il pallone indietro a Moretti. Il pallone non aveva ancora superato la metà campo, quindi no, comunque non era stato intercettato da nessun giocatore. E allora si riparte con questo calcio di punizione appena fuori dall'area di rigore. Possiamo chiamarla un'amnesia, un infortunio per i padroni di casa. Sì, figlia anche della grande pressione che sta facendo il Latina, che ha messo in grossa difficoltà il Petrarca, che non è riuscito a trovare gli spazi per uscire da quella situazione. Adesso posizione pericolosissima, occasione per gli ospiti, probabilmente proverà Alemao dopo un tocco del compagno. In posizione di tiro c'è anche Caio Giappa. Vediamo lo schema, il tocco per Alemao, ancora vicino per Bissoni ed è molto attento, non si è fatto sorprendere. È uscito molto bene sì, aveva letto un po' la situazione. Adesso Bissoni dietro per Alemao, Giappa, Alemao, Anas ancora per il suo numero 10. Adesso alza la pressione il Petrarca, buona la giocata di Giappa che però poi costringe all'errore Anas. Primo tocco non perfetto per il numero 30 del Lynx. Scividini si gira largo da De, si fa vedere Urio, ancora Scividini, braccato da due con il fisico, tiene molto bene Gian Scividini. Vicino a lui c'è Dudu Costa, tiene benissimo il numero 3 in maglia nera e si conquista un ottimo calcio di punizione. Sì, diciamo che era un fallo un po' reiterato, l'arbitro ha lasciato giocare fino a che effettivamente non aveva perso palla e poi non poteva fare a meno di fischiarlo. Ecco, in questa stagione sarà molto utile in un campionato anche che si preannuncia più fisico della A2, la fisicità di Urio di Cividini potrebbe diventare un fattore. Assolutamente sì, anche perché ha avuto anche lui un bel impatto quest'anno come inizio campionato, sta bene fisicamente, per cui è un giocatore che può dare un apporto fondamentale con le sue caratteristiche. Adesso si aspetta solo il fischio dell'arbitro sul pallone Fabrizio Urio. Cividini parte largo sulla destra, vediamo la scelta di Urio che va proprio dal numero 3, il sinistro di prima intenzione. Si è immolato Giappa, adesso attenzione al contropiede di Masoni che prova con il mancino, posizionato molto bene Diego Moretti, calcio d'angolo per il Lynx Latina. Ripartenza velocissima. Sì, rimpallo diciamo fortuito che però ha messo nelle condizioni di arrivare al tiro con grande velocità, con grande determinazione. È una cosa su cui bisogna stare molto attenti. Adesso il pallone è battuto ancora per Masoni, reclama un tocco di Diego Moretti, non è dello stesso avviso l'arbitro, quindi si ripartirà con la rimessa dal fondo per l'ex portiere del Futsal Cobà. Quintetto completamente stravolto, rivoluzionato, sì, come ci ha spesso abituato. È entrato anche Andrea Vitale, proprio uno dei fedelissimi dell'allenatore laziale che ha rivoluto con sé dopo il prestito dell'anno scorso. Buon giocatore Luca Vitale. Assolutamente sì, Andrea ragazzo Vitale. Giovane ma di prospettiva, è uno che poi dà sempre il suo contributo e ha dimostrato l'anno scorso che il mister l'ha impiegato sempre con grande continuità e ha sempre risposto alla grande. Adesso proprio lui era in possesso di palla, ha provato il tracciante per Cividini, secondo la signora Perona. La rimessa è per gli ospiti. Adesso la pressione del Petrarca su Bissoni, costretto il numero 13 a lanciare lungo per evitare problemi. Allora Diego Moretti ancora però lungo senza trovare compagni. Adesso un po' di confusione in campo, tanti lanci lunghi. Sì, adesso sta prevalendo un po' la pressione che mette in difficoltà il giro palla di entrambe le squadre che sono costrette, per non incorrere nell'errore che ha portato anche al primo gol del Petrarca, a liberare velocemente. È entrato Pedro Guedes con la maglia numero 21, anche questo giocatore classe 96, interessantissimo, passati sia con la Luparense che con il Maritime Augusta. Adesso il recupero proprio su un errore di Guedes, prova a ripartire Alba che se ne va il destro con la punta, chiude molto bene però
Mirko Casassa. Bravo in questo frangente George Alba. Molto bravo Alba, molto bravo Casarsa, che ha avuto un tempismo perfetto nell'andare a chiudere il tiro. Batte Vitale, il sinistro al centro, la deviazione di Pedro Guedes. Pedrinho, calcio d'angolo per l'Italian Coffee. È pronto ancora Vitale, dietro c'è Alba, servito proprio il 7, il destro di prima intenzione, che non termina lontanissimo rispetto alla porta di Casassa. Fatto sta che si ripartirà con una rimessa dal fondo per gli ospiti. E con un Petrarca che parte dalla sua metà campo. Ha deciso un atteggiamento un po' meno aggressivo in questa fase, diciamo, della partita. Sì. Lo Cicero. Largo, adesso il pallone in verticale, intercetta Vitale, poi del Pizzo, largo c'è Rever Cortés, servito, pallone al centro per Vitale che si butta in scivolata nel tentativo di raggiungere il pallone, non ce la fa, resta anche a terra. Gesto di fair play poi con Mirko Casassa. Buona trama offensiva per i padroni di casa. Buona trama offensiva, gran palla molto veloce, molto bella di Cortés, che però non ha trovato Vitale prontissimo, era lì, gli è mancato veramente un niente per chiuderla in porta. Adesso prova a partire il Latina. Giappa va largo da Pedrinho, su di lui del Pizzo. Ancora il giro palla degli ospiti, sempre Caio Giappa. Arriva il pressing di Alba, poi Pedrinho, sempre Giappa. Il pallone in verticale a cercare il numero 35, intercetta però bene Diego Moretti. Adesso c'è un fallo su Marcos del Pizzo, guadagnato con molta esperienza. Sì, molta esperienza, però loro molto aggressivi proprio al limite del fallo. Era una palla che se intercettata poteva creare qualche problema. Ma molto bravo del Pizzo. Questa è la 1, caro Luca. Sì. Ritmi molto più alti rispetto sì, alla 2. Decisamente. E contro una formazione che ambisce a grandi traguardi per quest'anno. Adesso il Latina prova a ripartire da dietro, il pallone in verticale a centrare Masoni, fa buonissima guardia Marcus del Pizzo, poi prova ad impostare Moretti che però sbaglia il rinvio, e allora ancora Masoni dietro per Giappa, prova il numero, non se ne va, e allora Alba invece sì, viene strattonato in maniera nettissima da Masoni, che decide così di spendere il fallo e cartellino giallo. Sarebbe sicuramente andato in porta George Alba. Sì, non aveva alternative. Al limite dell'arancione, perché comunque intenzionale. Ecco, in queste situazioni nel calcio a 11 si parlerebbe di rosso diretto, nel calcio a 5 è un po' diverso. È considerato più come ultimo uomo in quel caso, però insomma diciamo che la gravità del fallo porterebbe comunque a un cartellino che è più verso il rosso che verso il giallo. Ecco, dato interessante, però speso bene. Sì, speso molto bene, però dato interessante, il Latina è già a 3 falli commessi in meno di 7 minuti, potrebbe essere un dato molto interessante per l'Italian Coffee, che non ha ancora commesso irregolarità. Assolutamente sì, anche vista l'aggressività che c'è in campo, potrebbe essere anche quella prova Revert, una chiave di lettura importante. Cercava Dudu Costa, l'ex giocatore del Faenza, l'anno scorso ha giocato in Serie B, ma sicuramente un giocatore da palcoscenici molto importanti. Rever Cortés ha giocato con la Luparense in Champions League non più tardi di 2 stagioni fa, quindi giocatore dal livello molto alto. Rimessa laterale, è pronto Dudu, adesso il fallo, ancora è finito a terra Rever Cortés a palla lontana. La signora Perona ha visto un fallo, quindi che porta a 4 le irregolarità degli ospiti. Sì, una situazione di blocco, un blocco un po' forzato. L'esperienza anche qua di Cortés, che aveva già protestato un attimo prima con l'arbitro segnalando la cosa, successo subito dopo, e l'arbitro era molto vicino. Una scelta non intelligentissima per il Latina, erano stati richiamati qualche istante prima. L'azione si è ripetuta e quindi è stato un po' calcio di punizione per il mancino di Cividini, che va con il sinistro, pallone altissimo rispetto alla porta di Casassa. Troppo potente e troppo poco preciso.
Peccato perché questa era una bella occasione, poteva essere sfruttata sicuramente meglio. E comunque Latina ha 4 falli. E mancano ancora 13 minuti alla fine del primo tempo. Giappa. Bissoni. Va ancora dal suo numero 11, Caio Giappa. Prova a puntare Rever Cortés. Bissoni in verticale con il sinistro. Non raggiunge il pallone lo Cicero, invece lo raggiunge Moretti, che fa ripartire immediatamente Alba. Allarga per Cortés. Del Pizzo. Di prima per Giorgio Alba. Ancora Del Pizzo con il tacco per Dudu Costa. Anche lui ha provato con il colpo di tacco. È intervenuto però bene Casassa. Buona trama offensiva però dell'Italian Coffee. Sì, non aveva molte alternative. Dudu Costa si era trovato ormai troppo vicino per provare a girarsi, quindi è stata una scelta un po' forzata, però molto bene, trama molto interessante. Quintetto che è girato nuovamente quasi completamente, a differenza del Latina che ha girato tutti gli effettivi anche il Latina adesso, a parte forse. Sì, in questo caso entrambi gli allenatori dimostrano di far ruotare al massimo la rosa a disposizione. Sì, Bissoni è quello che è tenuto in campo un po' di più dal mister. Adesso Cividini in posizione, in proiezione offensiva, va dietro da Alba, la finta di Corbo, poi esplode il destro. Buona la risposta di Mirko Casassa. Sempre sì. Alba pericoloso. Sì, Alba anche lui ha iniziato la stagione con grandissima intensità e anche con una preparazione atletica veramente importante. Dudu per Cividini, va ancora da Alba. Urio, Dudu Costa, Alba, Dudu Costa. Largo c'è Urio, servito in questo istante, si fa vedere Cividini. Urio invece cambia lato, Alba punta l'avversario e poi con la punta mette fuori. Reclamano un fallo i giocatori di casa e nel frattempo time out richiesto dal Lynx Latina. Nel frattempo Alba continua a protestare nei confronti dell'arbitro, poteva starci il fallo. Ma diciamo che sì, la palla era evidentemente ormai fuori dalla portata di Alba, però il portiere è stato forse un po' ingenuo, probabilmente il tocco c'era. Ecco, dato interessante, prima del fischio di questo time out il Petrarca ha finito con 4 effettivi che l'anno scorso hanno trascinato la squadra alla vittoria della 2, a parte Diego Moretti che l'anno scorso era al Cobà, c'era Tim in porta, però Giampaolo continua a dimostrare di contare sui suoi fedelissimi. Ma io penso che l'anno scorso hanno dimostrato di essere giocatori pronti per questa categoria qui e dalla partita che stanno interpretando oggi è abbastanza evidente. Sono giocatori di grande maturità, di grande esperienza e soprattutto di grande umiltà, per cui calarsi in questa realtà qui per loro è una grandissima occasione anche dimostrare che sono giocatori di questa categoria qui. Ecco, adesso dentro anche Rehan Mustafov, giocatore interessantissimo, voluto fortemente da Giampaolo l'anno scorso al Bubi Merano. Buon precampionato anche per lui, ci si aspetta l'exploit quest'anno, prima stagionina 1. Dai, sicuramente sulla base poi di quello che è successo l'anno scorso c'è molta fiducia in questo organico, in questi giovani che se sono qua vuol dire che in qualche modo se lo sono meritato. Alemão in posta, va in avanti da Juan Carlos, poi recuperata per un attimo dal Petrarca. Ancora Alemão che prova ad andarsene con la finta, non c'è fallo secondo gli arbitri, 3 contro 1 per il Petrarca. Va da Mustafov, strepitosa l'uscita bassa di Mirko Casassa. Forse non la scelta migliore quella di andare da Mustafov, aveva più spazio dall'altra parte il compagno. Sì, anche Mustafov non ha avuto la freddezza magari di alzare un po' di più il pallone. Il portiere ha dimostrato soprattutto nelle uscite di essere molto reattivo, per cui. Però l'Enese un'altra distrazione comunque del Latina che ha di nuovo messo il Petrarca in condizioni di far male. Adesso arriva il primo fallo
per l'Italian Coffee Petrarca, siamo 4-1. Diciamo che il dato sorride ai padroni di casa per un Latina che sì, quando parte rischia sempre di far male, però sta concedendo tanto in fase difensiva. Sì, assolutamente sì, il Petrarca invece è molto attento, l'unica occasione vera gliel'ha concessa sul gol dell'1-1, per il resto Moretti non è stato più di tanto occupato. Alemão Però per Bissoni. la categoria ci insegna che non serve tirare tante volte in porta, con la qualità di questi giocatori qua basta veramente poco per far male. Adesso il contatto tra Urio e Bissoni, altro fischio dell'arbitro, fallo numero 2 per l'Italian Coffee, un po' generoso questo fischio. Ma secondo me sì, è stato Bissoni Furbo. esperto, furbo nell'andare a cerca del contatto. L'arbitro era vicino, però insomma, diciamo che rispetto a altre situazioni che si sono viste che hanno lasciato correre, questa forse era meno evidente. Ci stiamo avviando verso la metà di questo primo tempo, calcio di punizione battuto da Bissoni. Juan Carlos prova la sponda ancora per il suo numero 13, il pallone viene rimpallato e poi protetto dalla fisicità di Jean Scividini, che guadagna un fallo laterale. Lo batte Del Pizzo, poi Mustafov, ancora per il prof, cerca Scividini, pallone non precisissimo, Scividini fa segno di stare calmi. Petrarca comunque se la sta giocando a viso non aperto di più contro una rivale molto accreditata. Assolutamente sì, partita diciamo equilibrata, con qualcosa in più da parte del Petrarca in questo momento qui. Ripartono i laziali, lo Cicero va da Alemão, ancora il numero 20 Alemão, Bissoni, Anas, Alemão, ogni azione passa dai suoi piedi, gran filtrante per lo Cicero, però è perfetto il tempismo di Diego Moretti che sbarra la porta. Sì, lettura importante di Moretti in questa situazione qui, perché sarà smarcato molto bene all'altezza del secondo palo. Riparte Alba, Del Pizzo, ancora per che però veniva incontro, non si sono capiti i due giocatori di Luca Giampaolo. Rimessa regalata alla grande Latina. aggressività adesso del Latina, che non ha permesso una giocata facile, anzi ha costretto all'errore Marcos Del Pizzo. Lo Cicero, Alemão, Anas, pallone in verticale a cercare Bissoni, in spaccata Del Pizzo concede un fallo laterale perché il pallone ha toccato il soffitto. Grande palla di Alemão. Ma abbiamo visto che tutto passa dai suoi piedi, grande esperienza per il capitano del Latina, anche grande qualità. E grande fisico, perché 42 anni arrivare in queste condizioni qui è veramente, non è per tutti. Anas, proprio dopo il tocco di Alemão. Secondo l'arbitro il tocco decisivo per il fallo laterale è di Del Pizzo, quindi rimessa, batte subito Anas, interviene Moretti, riparte immediatamente il Petrarca. Alba si ferma, va sul sinistro, viene steso in maniera netta da Anas. Calcio di punizione, cartellino giallo per il numero 30 del Lynx Latina, posizione interessantissima per l'Italian Coffee. Sì, vediamo se riescono a giocarla meglio di come hanno giocato quella precedente, con il tiro fuori bersaglio di Cividini. Grande giocata ancora di Jorge Alba, per l'ennesima volta sta dimostrando che è un giocatore assolutamente di questa categoria qui. Adesso da segnalare il quinto fallo del Latina, deve stare attentissimo adesso, dopo ogni intervento irregolare si andrà a battere un tiro libero. Sì, siamo a 9 ancora dalla fine. Sicuramente ha creato qualche problema l'aggressività del Latina, che però adesso paga dazio, perché il Petrarca si ritrova con 9 minuti sul cronometro per
per avere ulteriori falli a disposizione e occasioni a tu per tu col portiere. Prova Cividini che tocca per De, non calcia benissimo, ancora Cividini, pallone salvato sulla linea, sporco il mancino di Gian Cividini, ma è stato lestissimo, mi è sembrato Bissoni a salvar sulla linea. Sì, poi reclamano un fallo di mano i giocatori del Petrarca, ma la palla è rimpallata in maniera abbastanza imprevedibile, quindi di sicuro non c'era volontarietà. Ancora Cividini si gira, prova a calciare con il mancino, Caio Giappa si frappone tra la porta e l'avversario. Allora De, largo c'è Del Pizzo, De prova a puntare l'uomo, va ora da Marcus Del Pizzo, pallone però intercettato da Anas, ripartenza veloce del Latina, non la conduce bene Anas, allora riparte De, va con l'esterno da Del Pizzo, Cortés, Del Pizzo, Alba si fa vedere, controlla il numero 7, ancora per Marcus Del Pizzo, Fosarever Cortés, Del Pizzo, Del Pizzo va da Alba, Cortés con il destro, fucilata sul primo palo, Casassa c'è. Grande circolazione di palla del Petrarca, grande difesa anche del Latina, e ennesimo intervento importante di Casassa che si sta dimostrando veramente portiere molto affidabile. Calcio d'angolo, va Cortés al centro per De André Garcia, i due nuovi confezionano il gol del vantaggio del Petrarca, Cortés per De. Sì, anche in questo caso ingenuità grave del Latina che ha permesso un'imbucata centrale su calcio d'angolo proprio in mezzo alle linee di difesa, palla che in teoria non dovrebbe mai passare. Molto bravi i giocatori del Petrarca a vedere il buco e a sfruttarlo al meglio. Ecco, un gol fotocopia di quello realizzato 7 giorni fa nel triangolare amichevole contro il Imolese e Milano. In quell'occasione De aveva pareggiato il gol di Adriano Foglia dell'Imolese con un'azione molto simile, tap-in sotto porta dopo un calcio d'angolo, quindi uno schema perfettamente rodato. Adesso è la pressione del Petrarca a indurre all'errore il Latina. Sì, Latina è un attimo in difficoltà in questo momento, non riesce più a prendere in mano le redini della partita che sono saldamente nelle mani dei giocatori del Petrarca. Cividini lascia a Cortés, poi non si capiscono benissimo i due giocatori in maglia nera. E allora riparte Alba con calma, duettando con Dudu Costa, rientra in campo il capitano Cortés. Ancora Alba, Urio, Moretti controlla con la suola, poi gira bene per Cortés, ancora Alba, Costa, Urio, grandissimo giro palla del Petrarca che esce benissimo, Rever Cortés, che poi non riesce a tenere il pallone in gioco. Ma forse ha provato a tenere un po' palla per provare a indurre al fallo il giocatore del Latina, che però non c'è cascato. Adesso si gioca anche sotto questo aspetto. 6:34 alla fine, Latina 5 falli. Comunque buonissima qualitativamente l'uscita dalla zona difensiva dell'Italian Coffee Petrarca. Adesso Pedrinho, grandissima palla per Giappa con il destro, la deviazione decisiva con il piede di Diego Moretti, però aveva una prateria Giappa. Sì, qua in questo caso non sono stati precisi, hanno concesso una giocata anche insomma abbastanza facile, Moretti però è riuscito con grande abilità. Diciamo che entra in partita anche Diego Moretti con un intervento importante. Giappa con il destro prova ad esploderlo, la mira però è meno precisa rispetto a qualche istante fa, rimessa per l'ex portiere del Cobà. Costa, Urio, Cortés, ancora per Urio, prova a dargli l'1-2, pallone impreciso però, e allora Pedrinho dietro per Alemao,
Masoni, Alemao, Giappa, viene incontro Pedrigno, Alemao per Masoni, ancora Caio, Pedrigno, duettano i due, largo c'è Alemao, il pallone però del classe 96 non è preciso, rimessa Italian Coffee e rientra Andrea Vitale. Gran giro palla in questo momento qui anche del Latina, che sembra che si sia un po' ripreso dopo un paio di minuti di difficoltà. Urio cerca Del Pizzo, l'intervento di testa di Caio Giappa, poi Alemao alleggerisce su Pedrigno, ancora Caio Giappa, Masoni, Pedrigno, gran giocata di Masoni che ha provato la ruleta, però grande intervento difensivo, mi è sembrato di Vitale. Sì, Vitale non si è fatto ingannare dal tentativo di virata che lo stava mettendo fuori causa, gran movimento e gran difesa. Prova il lancio lungo Urio, però nel vuoto non c'è nessun compagno, la rimessa latina. 5 minuti alla sirena di metà gara per un Petrarca che conduce per 2-1 grazie a dei gol di Del Pizzo e De André Garcia, intervallati dal pareggio di Tiago Bissoni. 5 falli, ricordiamo, per il Latina, quindi il Petrarca è in bonus. Alemao, Bissoni cerca ancora il compagno, ovvero Juan Carlos. Non si intendono però i due, allora riparte Moretti con le mani, va lunghissimo da Scividini, mette giù bene con il petto il numero 3 Dudu, ancora Scividini, cerca sempre di liberare il sinistro, però glielo lasciano di rado. D'altra parte adesso non si intende con Dudu Costa, riparte Juan Carlos, un recupero decisivo di Del Pizzo, poi Masoni, cosa ha fatto ancora Del Pizzo con furbizia, e qui Cividini si è visto che proprio ha cercato il fallo, però è andato a vuoto perché Juan Carlos non ci è cascato. No, è stato molto bravo a non cadere. Adesso è restato a terra un giocatore del Latina. Grande intervento difensivo di Del Pizzo, che sta dimostrando anche lui una condizione atletica che forse l'anno scorso non aveva mai avuto, e che quest'anno invece, forte del fatto che non ha acciacchi fisici, sta veramente giocando alla grande. Marcus Del Pizzo, giocatore di grandissima esperienza e grandissima qualità, possiamo dire che adesso ha sposato il progetto dell'Italian Coffee, per lui probabilmente saranno gli ultimi anni di carriera, anche se sta dimostrando di avere un fisico che può reggere questi livelli. Assolutamente sì, poi ha un'intelligenza tattica che insomma, è per pochi. E allora il Latina prova a proporsi, Juan Carlos alleggerisce su Alemao, Masoni, Alemao, si è rialzato Bissoni, adesso Cortés per un attimo intercetta ma non riesce a tenere il pallone in gioco. Masoni dietro da Alemao, Juan Carlos su Del Pizzo, stavolta è bravissimo Juan Carlos che si è girato alla grande. Del Pizzo decide così di spendere il fallo e la munizione. Sì, ci sta in questo caso qui. Terzo fallo Italian Coffee, ci aveva provato prima Juan Carlos con una giocata molto simile, era stato bravo Vitale, adesso qualità per il numero 9 laziale. Anche una fisicità importante, un movimento del genere è sicuramente difficile da contenere. È pronto Caio Giappa alla battuta, c'è anche Alemao in zona, vediamo chi dei due. Largo sulla destra c'è Bissoni, sulla sinistra c'è Juan Carlos, adesso si accentra Alemao che per adesso arriva verso Caio Giappa, va al numero 11 che poi lascia per Alemao, il piattone per il sinistro di Bissoni, intercettato da un giocatore dell'Italian Coffee, poi il pallone che rimpalla su un avversario, quindi rimessa
per i padroni di casa. Moretti, lancio lungo per Scividini. Beh, bravo Del Pizzo. Ci è mancato poco che Del Pizzo riuscisse a intercettare quel pallone, sarebbe stato un 2 contro 1. Poi però c'è riuscito Cortés, allora riparte l'Italian Coffee. De cerca proprio il giocatore spagnolo. Grande pressione adesso su Bissoni, che non ha altre alternative che quella di sparare in tribuna. Rimessa Petrarca, che col passare dei minuti ha, diciamo, emulato ciò che il Latina ha fatto per gran parte del primo tempo, ovvero il pressing alto. Sì. Cortés, Del Pizzo prova a girarsi, mancino al centro, non c'è nessuno, ancora Marcus Del Pizzo recupera un altro pallone tentacolare, il calciatore con la maglia numero 6. Poi prova De, pallone che colpisce in pieno Scividini, e allora riparte Juan Carlos. Alemão, ancora Alemão, Juan Carlos, cercati di tenerlo a distanza Del Pizzo. Difficile, perché quando fa quel tipo di movimento lì non sai veramente da che parte andargli a prendere il pallone. Adesso Giappa ha provato la finta, è stato però bravo Urio a non cascare nel tranello. Anche Caio Giappa, giocatore di estrema qualità. Alemão, su di lui Cortés. Pressing Italian Coffee, Del Pizzo. Alemão in verticale da Bissoni. Caio Giappa ancora ha cercato il numero 11, sempre lui, Del Pizzo, ed è sempre Del Pizzo. Imperiale. De va da Scividini, che si gira con il mancino. Buona l'idea di Gian Scividini, che ha provato a sorprendere Casassa sul suo palo. Sono giocate alla Scividini, che ogni tanto dimostra di calare l'asso. Sì, in questo caso la palla era leggermente fuori dallo specchio, comunque gran movimento, gran tiro. Alemão, Caio, Pedrinho. Adesso buono il giro palla del Latina. Pedrinho chiama il pallone, circola bene, poi Alemão, Caio Giappa. Alemão, Bissoni. Cortés, bravissimo a recuperare il pallone, il giocatore spagnolo. Poi Alba, il dribbling, va ancora da Rever Cortés, che si mangia un gol già fatto. Grande giocata di Alba, pallone per Cortés, doveva solo spingerlo dentro, invece è riuscito a metterlo fuori. Probabilmente è arrivato stanco dopo una corsa molto lunga. Grande occasione per il Petrarca, 1:26 dalla fine del primo tempo. Sì, ennesima grande giocata di Alba, che nell'1 contro 1 ha dimostrato di essere veramente incontenibile. Peccato veramente Cortés, forse l'eccesso di sicurezza, perché era una palla talmente semplice da spingere dentro che... Adesso Alemão, corto da Caio Giappa. Intervento di Cortés, stavolta sì, falloso. Fallosa la giocata del numero 21 in maglia nera. Sì, decisamente. È andato un po' fuori tempo Cortés. Quasi riequilibrato il numero di falli, adesso siamo 5-4 per il Petrarca. Evidentemente un fallo anche dettato da un po' dalla stanchezza. Buon primo tempo comunque di Rever Cortés, Assolutamente sì. che si riavvicina al palcoscenico della A1 dopo l'esperienza in B. Sicuramente non equivale questa, però lo ritroviamo in buona forma. Arriva Bissoni, si frappone Dudu Costa e poi rimessa Latina. 55 secondi alla sirena di metà gara. Prova a spingere il Latina con le residue forze. Alemão, Vitale, saltato da una finta di corpo del numero 10, però poi è bravo a correggere la posizione. Però molto bravo Alemão, la finta da fermo che ha sbilanciato Vitale.
Caio prova il mancino, Moretti, e adesso fa subito ripartire Urio che prova a puntare, è più veloce di lui però Caio Giappa, che aveva già recuperato la posizione, e quindi nulla di fatto, rimessa Latina. 32 secondi alla fine. 2-1 per il Petrarca, diciamo primo tempo spumeggiante, non ci siamo sicuramente annoiati. Petrarca qualche istante fa si è mangiato il gol del 3-1 con José Rever Cortés, però penso che Giampaolo possa essere soddisfatto per il ritorno a uno dei suoi. Beh, diciamo che per quello che si è visto nel primo tempo il 3-1 forse è un risultato che ci stava. Adesso il pallone di Caio per Bissoni, prova il destro, sempre presente, posizionato molto bene Diego Moretti. Adesso Alba prova, altro dribbling, va da Vitale, ancora altra Alba giocata devastante, stratosferica del numero 7 George Alba, che dà un cioccolatino solo da scartare. Andrea Vitale 3-1 a 6 secondi dalla fine del primo tempo, che per non incorrere nell'errore di Cortés ha preferito fermarla un attimo e spingerla dentro. Però Alba devastante, ma come è stata costruita l'azione, perché Urio poteva portare un attimo palla, invece ha servito velocemente subito Alba, lanciato nella corsa. È veramente incontenibile Alba oggi, ha spaccato in due la partita in più di un'occasione. giocata di altissimo livello del giocatore con la maglia numero 7, e adesso il Latina preferisce finire così il primo tempo. Si va negli spogliatoi sul 3-1 per l'Italian Coffee Petrarca. Ricordiamo le marcature di questo primo tempo: del Pizzo dopo 33 secondi, pareggio immediato di Bissoni, poi ci ha pensato De a riportare avanti i padroni di casa, e a 6 secondi dalla fine del primo tempo Andrea Vitale ha fissato il punteggio sul 3-1. Beh, esordio in A1 per Vitale, esordio con gol, insomma penso che possa essere soddisfatto di questo inizio di stagione. Soddisfatto lui, e quindi soddisfatto sicuramente Luca Giampaolo. Sì, no, ma infatti dicevo, il 3-1 era un risultato che secondo me era legittimo per quello che si è visto in campo, per quanto la partita sia stata abbastanza in equilibrio. Il Petrarca sicuramente ha creato di più, ha avuto più occasioni. Casassa si è trovato più volte a dover sbrigare delle situazioni molto complicate, per cui credo in questo momento qui vantaggio assolutamente meritato. Adesso qualche minuto di pausa, poi ci ritroviamo per il secondo tempo di Italian Coffee Petrarca Lynx Latina. A dopo.
Ben ritrovati qui dalla palestra Gozzano per il secondo tempo di Lynx Latina e Italian Coffee Petrarca. I padroni di casa hanno chiuso la prima frazione in vantaggio di 2 reti, 3-1 per la formazione di Luca Giampaolo. Le reti, ricordiamo, messe a segno da Del Pizzo, e nel finale da Andrea Vitale. Ha intervallato il tutto la firma di Tiago Bissoni per un Petrarca però molto positivo in questa partita. Ritroviamo anche Luca Mastrogiovanni al commento tecnico. Sì, assolutamente sì, è stato un bellissimo primo tempo, molto spettacolare, molto ben giocato da entrambe le formazioni, con un Petrarca che però si è dimostrato in questa prima frazione un po' superiore al Latina. Quindi questo fa ben sperare per l'annata della formazione dell'Italian Coffee. Quintetto in campo intanto che è stato presentato, lo stesso che ha iniziato la partita, anche iniziato il primo tempo. Sì, ecco, entrambi gli allenatori nella prima frazione hanno dimostrato di ruotare al massimo il roster a disposizione. Abbiamo visto quintetti totalmente diversi nel corso della partita. Adesso in particolare Giampaolo insiste su chi gli ha dato più garanzie, partendo da uno strepitoso Marcus Del Pizzo, che ha sì segnato ma ha svolto anche un lavoro, noi lo chiamiamo sporco, ma è un lavoro molto prezioso. Assolutamente. Sì, decisamente lui con Jorge e Alba assolutamente giocatori che hanno dimostrato il primo tempo di essere fondamentali. Ecco, hai citato Alba, i suoi strappi sono stati un fattore devastante. Tutto il primo tempo, letteralmente devastante. Jorge Alba. Quest'anno ha la possibilità di mettersi in mostra in Serie A1 con la maglia dell'Italian Coffee. Ricordiamo, è un classe 1992, 27 anni, quindi ancora relativamente giovane. Cortés. Buona la partita anche di José Rever Cortés, che però si è mangiato clamorosamente il gol del 3-1, poi trovato da Vitale. Alba prova la puntata con il destro, pallone che passa sotto le gambe di Tiago Bissoni. La risposta d'istinto di Mirko Casassa. Sì, un po' distratto Bissoni qua, che ha concesso un tiro di punta a Jorge. Molto bravo Casassa a non farsi sorprendere. Una palla infida sul primo palo. Alba gira proprio per Del Pizzo, ancora il 7, va da Dudu Costa. Caio Giappa, il pressing alto che induce all'errore Alba, uno dei pochi della sua partita. Poi però è bravissimo a contenere l'esuberanza di Caio Giappa. Adesso in avanti sempre Alba, dietro da Del Pizzo, e arriva il primo fallo di Caio ai danni. Ma sì, è stato più uno scontro che un fallo, ma d'altra parte non poteva volatilizzarsi Caio, ma con questo ha bloccato comunque una giocata importante di Alba. Ecco, comunque gli arbitri confermano un metro di giudizio molto coerente con l'andamento anche del primo tempo. Sì, possiamo dire che hanno arbitrato molto bene, sono stati molto equilibrati, molto coerenti. Sul pallone Cortés. Va in porta Rever Cortés, la risposta di Casassa, e poi Del Pizzo non trova la rete. C'era anche Dudu Costa nei pressi dell'area di rigore. Sì, se l'è trovata sul petto Dudu Costa, leggermente più sotto del petto. Se ce l'aveva forse leggermente più bassa, forse poteva anche riuscire a deviarla. Riparte Moretti, corto da Alba. Cortés, Dudu Costa, Alba. Costa. Cortés, Del Pizzo. Cerca Cortés che però si lascia anticipare da Caio Giappa, che poi cerca al centro Alemao, che però non riesce a raggiungere il pallone per un'ottima lettura difensiva dell'Italian Coffee Petrarca. Assolutamente sì, Alba in questo frangente si è dimostrato utilissimo in fase difensiva, una diagonale perfetta che non ha permesso
all'Alemao di raggiungere il pallone. Adesso sinistro di Anas, ben disinnescato da Moretti, che alza sopra la traversa. Adesso il pallone al centro, era da solo Pedrinho, che non ha trovato l'impatto giusto con il pallone. Grande rischio però per la retroguardia del Petrarca. Pedrinho era completamente solo, così come è capitato a De in occasione del 2-1. Esatto, assolutamente, situazione molto simile, con la fortuna per il Petrarca che non è riuscito a impattare il pallone nel modo giusto. Vitale del Pizzo per il destro di Dudu Costa, pallone largo, chiede una deviazione che però non viene ravvisata dai direttori di gara, quindi si riparte con l'impostazione da dietro del Latina. Giappa per Alemao, chiede l'1-2 al compagno, ma arriva Dudu Costa che recupera il pallone. Grande chiusura di Dudu Costa, che ha letto benissimo la situazione, si è fatto trovare con una chiusura preventiva nella posizione perfetta. Adesso non si capiscono per un attimo Del Pizzo e Vitale, e Alemao protegge la rimessa dal fondo per Casassa. Ancora Bissoni. Giappa. Anas va sempre a cercare Alemao. Tutti i palloni passano dai suoi piedi. Buona adesso la trama offensiva. Arriva però l'intervento perfetto, puntuale di Scividini, e Anas, mamma mia, probabilmente in maniera netta su Vitale. Calcio di punizione negato all'Italian Coffee. Sì, qua dobbiamo dire che errore della classe arbitrale, il fallo era molto evidente. Anche perché il pallone non l'ha neanche visto probabilmente. No, ha cercato in tutti i modi di raggiungerlo, ma non ce l'ha fatta. Sarebbe stato un fallo sicuramente cattivo, però fallo era. Ma diciamo che secondo me ci stava anche un giallo per un fallo del genere. De si fa vedere il numero 8, che tra l'altro era già munito Anas. Graziato quindi dagli arbitri. Sì, in questo caso direi di sì. Moretti cerca con il lancio lungo De. Non è la prima volta che Diego Moretti cerca o con le mani o con i piedi i compagni nella metacampo avversaria. Probabilmente l'indicazione dell'allenatore è questa. Sì, sono situazioni tattiche che sicuramente sono state studiate durante gli allenamenti. Mister Giampaolo è uno che è molto attento su queste situazioni qua di palle inattive, ci lavora molto durante la settimana. Rimessa per De, che va da Scividini. Urio. De, ancora Scividini. Vitale. Moretti. Scividini. Urio. Si fa vedere Vitale. Si preferisce invece De André Garcia, che salta l'uomo, si accentra, esplode il destro. Centrale, Casassa c'è. Sì, gran movimento, il tiro da una distanza ragguardevole. Però insomma grande giocata. Gli è mancata un po' di potenza per complicare un po' la vita a Casassa. Alemao, Masoni, Bissoni alza il pallone ancora per il 35 che non controlla bene. Buco. Un po' di incomprensione in questa fase qui tra Vitale ed De, che non hanno fatto bene il cambio e hanno liberato solo davanti al portiere Moretti. Per fortuna dell'Italian Coffee la palla era leggermente lunga. Adesso ancora il lancio lungo di Moretti, lo stop perfetto di Scividini, che va a nozze su queste situazioni qui, perché sono palloni che lui ammaestra in maniera spettacolare. Diciamo che Scividini sta giocando tantissimo in questa partita, spalla alla porta, la porta l'ha vista raramente con lo sguardo, sta giocando tantissimo, ma il suo lavoro per questo Petrarca è preziosissimo e si vede anche in questa occasione, si conquista un fallo. Assolutamente sì, perché in questo momento qui dove è fondamentale non perdere palloni, è fondamentale continuare a fare giro palla, a far correre il tempo e stancare gli avversari. Il suo apporto in quella situazione lì è veramente fantastico, soprattutto dà delle soluzioni sempre alternative al mister, che ha giocatori con caratteristiche diverse, ognuno che entra in campo dà un qualcosa in più
Ecco, anche da un punto di Scivedini vista è tattico. stato trovato, è stato scovato in B l'anno scorso in A2 per il Petrarca. Ha fatto tutta la trafila sia nella seconda serie e adesso riconfermato per la massima. Ma è anche lui un giocatore di sicuro affidamento. E sta dimostrando anche da questa partita qui che è un giocatore che la 1 la può giocare con grande capacità. Urio rischia tantissimo sulla pressione del Latina, poi De alza il pallone che colpisce il soffitto del Palagozzano, quindi rimessa laterale per il Latina. Un po' di brividi. Sì, un po' di brividi, la pressione era molto alta, molto forte, e hanno messo in difficoltà Urio che ha dovuto dare una brutta palla difficile a De. Masoni lungo l'auto di destra, braccato da De. Dopo Pedrigno, Lo Cicero, su di lui Alba, Caio Giappa, Pedrigno, Caio, Pedrigno, sempre il 21 che adesso va da Lo Cicero. Masoni si fa vedere ma non viene servito da Pedrigno, che va sempre sulla destra. Adesso Caio Giappa che svaria lungo tutto il fronte offensivo. Pedro Guedes, ripetuto giro palla e annesso possesso Sì, per i laziali, però fatto in una zona di campo dove non hanno creato grossi problemi i giocatori del Petrarca, che sono stati sempre molto attenti e concentrati, non hanno concesso imbucate, non hanno concesso situazioni pericolose. Masoni prova il tracciante per Lo Cicero, impreciso però, c'era in copertura comunque Alba che adesso è pronto ad andare a battere questo fallo laterale. Dietro c'è De, servito in questo istante Del Pizzo, porta avanti la palla con il mancino, ancora De, scambia con il prof. Cortés di prima intenzione per Alba che la mette giù. De, Del Pizzo, adesso Cortés, si fa vedere il grandissimo pallone per De, palla fantascientifica di José Rever Cortés. De non ha inquadrato la porta, Però ha cercato una giocata veramente fantastica, se gli riusciva veniva giù credo il Palagozzano, perché ha cercato un tocco sotto di esterno veramente di difficilissima esecuzione. Purtroppo l'ha colpita un po' troppo forte, la buona palla è finita anche sopra la traversa. la visione di gioco di José Rever Cortés Assolutamente, in una questo palla frangente. meravigliosa. Prova il tocco di prima Del Pizzo per servire Alba, che però non viene trovato. E allora rimessa Latina. Siamo già quasi a metà di questo secondo tempo. 11:53 sul cronometro. Adesso Moretti chiama il pallone, lo fa suo e fa ripartire subito Dudu Costa. Marcus Del Pizzo va da José Rever Cortés. Dudu Costa dietro da Alba. Del Pizzo prova a scucchiaiare per Rever Cortés. Sì, era un po' una forzatura questa giocata qui, però ha guadagnato un fallo laterale a metà campo, quindi situazione che sotto controllo. probabilmente Basile anche nell'intervallo si è fatto sentire. Adesso i falli sono solo 2 e siamo quasi a metà del secondo tempo. Nel primo tempo invece erano già 4 se non 5 dopo 11 minuti. Adesso Cortés. Sì, diciamo che hanno allentato un po' la pressione che c'era nel primo tempo, cioè arrivano però con meno foga. Adesso arriva un'azione dubbia, Discutibile. concitata, molto discutibile. Chiedevano il fallo i padroni di casa, era arrivato sul pallone Dudu Costa, contrastato da un avversario. I direttori di gara non hanno ravvisato nulla di falloso, fatto sta che qualche dubbio rimane.
Sì, beh, dalla nostra posizione era un po' difficile valutarlo. Conoscendo Dudu Costa e vedendo la protesta, presumo che possa avergli impedito di calciare il pallone. D'altra parte era a 1 metro dalla linea di porta. Adesso arriva il mancino di Bissoni, rimpallato proprio da Dudu Costa, poi controlla a seguire magico di Jorge Alba che allarga per Cividini. Il sinistro di prima intenzione del numero 3 finisce alto. Buona però ripartenza veloce dell'Italian Sì. Coffee. E gran controllo di Jorge Alba, una palla che girava molto, molto difficile da controllare. Grandi qualità tecniche. 10:34 alla fine, partita un po' ferma in questo momento qui. Fa tutto comunque il gioco dell'Italian Coffee in vantaggio di 2 reti e quindi non ha necessità di spingere, però sta dimostrando di poter far male ogni qualvolta si propone in avanti. Adesso la puntata di Juan Carlos controllata da Moretti sull'esterno della rete. Sono costretti un po' a forzare queste situazioni qua perché non trovano altri spazi. Adesso il lancio lungo con le mani ancora di Diego Moretti, cercava sempre Cividini, è arrivato di testa molto bene però l'anticipo di Mirko Casassa che concede un calcio d'angolo. Del Pizzo dietro per Urio con la botta, schiena di Bissoni e gran parata di Casassa che era già in volo, quindi ulteriore risalto per l'intervento del portiere laziale che adesso rimane a terra, probabilmente colpito duro. Ma perché poi tra l'altro deve essere stata una deviazione sul tiro, non è il di tratto Bissoni, diretto. no, Esatto. tiro di Urio, deviazione di Bissoni, però Casassa ha parato quando era già in volo. Quindi probabilmente gli è arrivata sullo stomaco. Si è trovato in traiettoria perché evidentemente non è riuscito a mettere le mani. Però buona la prestazione anche del portiere del Latina, autore di ottimi interventi. Nulla ha potuto sulle 3 reti avversarie, gli sono arrivati tutti lì davanti. Assolutamente sì, potremmo anche dire che in certe situazioni si è dimostrato forse il migliore in campo perché ha veramente blindato la porta in 3-4 situazioni molto importanti, perché se a questo punto il passivo potrebbe essere sicuramente più pesante a favore del Petrarca. Classe 92 lui, da portiere a portiere. Parliamo anche un po' di Diego Moretti, è arrivato quest'anno alla corte di Luca Giampaolo dopo una carriera in A2, non più giovanissimo perché è un classe 82. Parliamo di un portiere esperto che durante l'estate gestisce un bed and breakfast alla Spalmas, che però sta dimostrando di appropinquarsi alla massima serie con umiltà e con anche qualità. Ma assolutamente sì, grande qualità oserei dire, perché è uno che si è messo subito a disposizione, si è messo subito a disposizione di mister Giampaolo con grande professionalità e ha dimostrato di essere già molto all'altezza della situazione. E fisico imponente, siamo Fisico oltre imponente. l'1,90. Esatto. Stasera per fortuna dell'Italian Coffee non è ancora stato impegnato in maniera importante. Ci sarà occasione sicuramente. Beh, visto sicuramente che sì. nelle prossime partite l'Italian Coffee affronterà i vice campioni d'Italia dell'acqua e sapone, dopo ci sarà il derby con la Camedosson nel turno infrasettimanale e poi si andrà a fare visita ai campioni d'Italia e da qualche giorno anche vincitori della Supercoppa del Ital Service Pesaro, formazione costruita per primeggiare in campionato e giocarsela in Europa. Insomma sono compagini che non scopriamo noi, per cui però insomma diciamo che è anche un bene forse arrivare subito inizio campionato, avere quel tipo di partite lì, perché ti dà subito l'idea di qual è il campionato che il Petrarca andrà a fare quest'anno. Adesso Alba con una buona giocata. Sì, ma poi viene probabilmente sì, era sgambettato in maniera anche abbastanza vistosa. Diciamo sì, era un fallo tra l'altro reiterato, c'erano 2 falli, ma anche qua gli arbitri hanno deciso per una linea un po' più morbida. Alba ha fatto di tutto per restare in piedi tra l'altro, per cui che questo fischio qui è stato un po' incomprensibile. Dopo il fallo non ravvisato su Alba è ripartito in maniera
molto pericolosa il Lynx Latina. C'è stato, come nell'occasione di inizio secondo tempo di Guedes, che si è ritrovato il pallone sui piedi non riuscendolo a deviare in rete. È capitato anche in questo frangente, non ne ha approfittato, quindi la formazione di Basile che rincorre ancora. Sono state le due occasioni più importanti che ha avuto il Latina, oltre l'occasione del gol. Fortunato il Petrarca ancora, perché nonostante diciamo, la prestazione superiore del Petrarca, in quelle due situazioni lì potevano rimettere in piedi la partita. 8:40 alla fine, chiaramente la partita è ancora molto lunga, ci vuole molta attenzione. Manca una vita ancora. Anas, su di lui Urio, lo punta al numero 30, poi va bene da Caio Giappa, cerca Pedrigno ma non lo trova, e allora Moretti è costretto ad andare lungo da Marcus Del Pizzo per evitare un fischio arbitrale per infrazione di secondi. E allora Pedrigno, Anas, Caio Giappa, Alemão, poi Anas, Pedrigno e ancora Alemão. Caio prova a cercare in verticale Pedrigno, interviene bene Andrea Vitale, prima partita per lui in Serie A e subito primo gol. Per il classe 96, acquistato in estate a titolo definitivo. Pedrigno, buono il pallone per Bissoni. È stato bravo però De, che in un primo momento non si era accorto di avere l'avversario alle spalle, ha però recuperato molto bene la posizione. Sì, gran giro palla del Latina, che è uscito molto bene da una situazione di pressione del Petrarca. Fortuna del Petrarca che all'ultimo è riuscito a vedere il pallone, perché sennò Bissone si sarebbe trovato solo davanti al portiere. Di prima intenzione di José Rever Cortés, che non inquadra lo specchio della porta. Anche De comunque si è calato perfettamente in questa realtà, anche lui avrà voglia di rivalsa dopo le esperienze alla Feldi. Alessandro Abate. Pallone in verticale per Juan Carlos, mette giù col petto Bissoni con il mancino, pallone a lato, reclamano una deviazione i giocatori ospiti, non ravvisata. Ma sinceramente non mi sembra che ci sia stata deviazione. Bissone sembrava molto convinto. In questa occasione è un'occasione creata da Juan Carlos, che fisicamente è come Cividini e fa anche il suo stesso lavoro, spalla alla porta, fa salire i suoi. Sì. Adesso arriva il momento del portiere di movimento per il Latina. Scelta ovvia, continua ad inseguire. De recupera il pallone, poi sul più bello scivola. Occasione macroscopica per De André Garcia. Sì, perché la porta vuota, aveva già preso la mira, gli è mancato il piede d'appoggio. Scivolato De, e allora si ripropone in avanti il Latina. È Anas che ha messo la maglia di portiere di movimento. Caio, Bissoni, ancora Caio, Alemão, Caio Giappa, Bissoni, Caio Giappa, Alemão. Adesso ci vuole pazienza per stanare l'Italian Coffee, che sta difendendo con le unghie questo risultato. Adesso Caio, posizione buona, ritorna invece dietro da Juan Carlos. Bissoni, Anas prova il passaggio di prima intenzione per Juan Carlos, ottima chiusura della retroguardia di casa. Alemão, Juan Carlos, De in pressione su Alemão, che adesso va ancora da Juan Carlos, pallone sul secondo palo e Anas si mangia il gol del 2-3. Sì. Ha ricordato molto l'errore di Cortés. Sì, esatto, è molto simile all'errore di Cortés. Non ha chiuso il piede quando è andato a colpire il pallone, per fortuna
del Petrarca, dell'Italian Coffee. Adesso Alemão regala un calcio d'angolo perché era da solo con un pallone molto agevole da stoppare. Ha sbagliato la giocata al numero 10, sicuramente la qualità non gli manca, magari un po' di stanchezza. Adesso pallone dentro per Dudu Costa che arriva da solo, brucia Caio Giappa ma non trova il gol del 4-1, ha aperto il piattone, però è andato... Diciamo che la quarta situazione oggi che vediamo tra Latina e Petrarca, forse quinta addirittura, a 1 metro dalla porta, con la grossa qualità che hanno, anche la dimostrazione poi della grande tensione, grande atteggiamento che ci stanno mettendo le due squadre. Anche una palla così semplice poi può diventare difficile anche per loro. (5:29) alla fine, è rientrato il portiere Moretti. Il pressing di Pedrinho su José Rever Cortés che protesta, pensava fosse sua la rimessa, ma in effetti allora... era dell'Italian Coffee. L'arbitro era lontano in questa situazione qui. Alemão per Anas, sempre il 10. Tiago Bissoni, Caio, Juan Carlos, ancora Caio, duetta con il suo numero 9, va da Anas. Alemão per Anas che stavolta trova un gran gol in mezza rovesciata, trovato bene da Alemão, si coordina alla perfezione, riapre tutto a 4:54 dalla fine. Sì, ha sbagliato quello facile, poi ha fatto quello più difficile. Grande giocata, grande intuizione dal centro con una palla alta, per cui non facile da intercettare, chiusa molto bene. Partita 4:54 dalla fine, apertissima. Del Pizzo, Cortés difende il pallone, pressing alto di Pedrinho, se ne libera bene Cortés che poi prova a far correre De. Moretti alza bene il pallone per Cortés, De, pallone che resta in campo, ancora il brasiliano. Dudu Costa, Del Pizzo, Dudu Costa, Rever Cortés, ne salta 2 sullo slancio, poi apre bene per Del Pizzo, l'ultimo tocco è il suo, non c'è il tocco di Alemão. Rimessa Latina che è quindi rientrato pienamente in gara con il gol del 3-2 di Anas. E ovviamente continua col portiere di movimento. Petrarca che deve stare molto attento. Anas, Caio, Bissoni dietro per Alemão, il pallone per Bissoni che lo mette giù con freddezza e allora dice di andare con calma, poi trova un gran passaggio dall'altra parte per Juan Carlos, decisivo Moretti che poi prova subito ad andare in verticale, non trova i compagni però, e allora riparte Anas. Bissoni, Anas, adesso avvolgente la manovra del Latina, protesta Rever Cortés. Adesso gran giro palla, Bissoni. E grande chiusura di Jorge Alba. Alba si immola, si è immolato davanti alla porta. Decisivo anche in fase difensiva Jorge Alba, per un Italian Coffee che adesso soffre il 5 contro 4 degli avversari, come è normale che sia. Sì, anche lì c'è stata un'imprecisione dell'arbitro perché Anas non poteva rientrare nella sua metà campo col pallone. Cortés ha protestato in quell'occasione, probabilmente con ragione. Sì. Juan Carlos chiama fuori Alemão, Caio, ancora Alemão, Bissoni, Juan Carlos, Alemão cerca ancora Tiago Bissoni, braccato da Cortés,
e allora si va da Juan Carlos, pallone al centro e arriva il pareggio ancora del numero 30. Anas fa 3-3 a 2,55 dal termine della gara. Si vedeva che era qualche minuto che il Latina spingeva e arriva il 3-3 di Anas. Sì, giocata bene con molta velocità. Il Petrarca aveva bozzato una pressione per cercare di disturbare un po' il giro palla, ma non ha funzionato. E allora tutto da rifare per l'Italian Coffee, che era stato bravo a non soffrire troppo la pressione degli avversari per tutto il secondo tempo. Colpita da una doppietta di Anas in questo finale, adesso un po' di difficoltà probabilmente anche emotiva con Vitale che scaraventa via il pallone, e adesso Basile si gioca il tutto per tutto, ancora Anas come portiere di movimento nonostante il 3-3 raggiunto. Ha colto un po' di difficoltà da parte del Petrarca nel gestire questa situazione qui, per cui giustamente vuole provare a sfruttare questo momento di positività della sua squadra. È proprio Anas che va a batterlo. Alemão. Caio, largo da Bissoni. Alemão. Ancora Anas. Alemão. Caio Japa. Juan Carlos dietro da Alemão, che potrebbe anche provare la puntata, invece va sempre da Juan Carlos, si avvicina sempre di più all'area il Latina, arriva la scucchiaiata sul secondo palo, incredibile incrocio dei pali, colpito da Juan Carlos, scucchiaiata per lui sul secondo palo. Brivido ancora sì, per l'Italian Coffee. Brivido, e pesa tantissimo in questo momento qua la grande esperienza di Alemão nella gestione di queste situazioni. Sta dettando i tempi lui di questo giro palla. Caio, Bissoni, ancora il numero 11. Juan Carlos, Alemão. Alemão in verticale da Caio con il destro a giro, pallone fuori in maniera anche abbastanza netta. Moretti aveva controllato. Adesso vediamo come si giocherà quest'ultimo minuto e 24 Luca Giampaolo. Anche il mister Giampaolo gioca la carta del portiere di movimento. Vuole vincerla anche lui. Però il pallone adesso per Dudu Costa. Bissoni, errore per l'Italian Coffee, che adesso sì, non giocata benissimo. Adesso si ritrova con Urio in porta. Deve soffrire con Urio in porta, che portiere non è. Pessima gestione di palla del Petrarca. Adesso Anas 5 contro 4. Urio in porta, che non è un portiere, e allora Alemão, il destro di Juan Carlos. E arriva il gol. È rientrato troppo tardi in porta Moretti e trova il gol del 4-3 Juan Carlos. 52 secondi alla fine. Juan Carlos, 4-3 Latina, destro chirurgico del numero 9. E 4-3. Sì, qua c'è stata un po' di ingenuità, chiamiamola ingenuità, perché era una situazione da gestire sicuramente in maniera diversa. 52 secondi dalla fine, partita strana. Petrarca che per tutta la partita possiamo dire che ha dominato la partita fino a 5 minuti dalla fine. Ha sofferto troppo il portiere di movimento della sì. Latina, e adesso si gioca la stessa carta con Urio. Alba. Del Pizzo. Scividini. Urio.
Cortés deve velocizzare le operazioni, mancano solo 23 secondi. Rever Cortés, ma difende molto bene il Latina. Rever Cortés, ancora Urio. Rever Cortés sbaglia il passaggio, sparacchia in fallo laterale, poi la retroguardia ospite. Gli ultimi 10 secondi, tutto per l'Italian Coffee Petrarca. Del Pizzo dentro, sempre dietro Del Pizzo, meno 4, 3, Urio. 2 secondi alla fine, rimessa laterale. Giampaolo chiama il time out a 2 secondi dalla fine, sotto di 4 reti a 3. Probabilmente proverà a disegnare qualche schema offensivo. Beh, per forza, non ha molte alternative in questo momento qua, 2 secondi dalla fine. Può solo fare questo, trovare una soluzione che permetta di andare al tiro veloce. Sì, partita girata in maniera abbastanza ingenua. Dispiace molto l'ultimo gol, perché l'ultimo gol veramente era evitabile. È stata più un'ingenuità del Petrarca che una bravura del Latina. Si sono trovati col portiere a metà strada, che stava cercando di riprendere la sua posizione in porta con un tiro che era... Adesso vediamo cosa disegnerà. La squadra di Giampaolo, ma manca davvero poco. Palla dentro, si cercava Del Pizzo e però non arriva il tocco decisivo. Finisce al Palagozzano una rimontona del Lynx Latina ai danni dell'Italian Coffee Petrarca. Amaro il ritorno in Serie 1 per la squadra del presidente Morlino, 4-3 contro un Latina che ha sofferto per tutta la partita, ma che negli ultimi 5 minuti ha trovato le 3 reti decisive, doppietta di Anas da portiere di movimento e poi Juan Carlos che ha approfittato di una discutibile gestione del portiere di movimento dei ragazzi di Luca Giampaolo, che comunque hanno disputato un'ottima partita. Peccato per gli ultimi 5 minuti. Sì, peccato per il risultato, perché resta una prestazione sicuramente molto importante. Hanno giocato veramente alla grande, hanno fatto 35 minuti di partita, mi viene da dire dominata, perché comunque le grosse occasioni da gol le ha avute il Petrarca, a parte un paio di situazioni create dal Latina. Partita in controllo, bastava veramente poco per chiuderla, ma purtroppo questo sport qui, o per fortuna, il bello di questo sport qui è proprio questo, questa capacità che si ha nel giro di pochissimo tempo di trasformare una partita da una situazione negativa a una assolutamente positiva, come è stato bravo il Latina oggi a fare, a sfruttare quelle che sono state le mancanze negli ultimi 5 minuti del Petrarca. Chiudiamo quindi adesso il collegamento dal Palagozzano per questa prima partita di campionato tra Italian Coffee Petrarca e Lynx Latina. Ricordiamo il risultato di 4-3 per gli ospiti. Per il Petrarca i gol nel primo tempo di Del Pizzo, De e Andrea Vitale. Il Latina ha risposto con Tiago Bissoni, la doppietta di Anas e il sigillo definitivo di Juan Carlos. Dal Palagozzano è tutto, un ringraziamento a Luca Mastrogiovanni per il commento tecnico. Una buona serata a tutti. Un saluto anche da me, Lorenzo Aluigi. Alla prossima.